41 avvisi di garanzia in corso di notifica dopo più di un anno di indagini con appostamenti, pedinamenti e intercettazioni sulla vicenda di falsificazione degli esami di teoria della patente di guida a vantaggio di cittadini stranieri usando microtelecamere e microauricolari nascosti sul corpo per avere le risposte esatte ai quiz, la magistratura ha concluso le indagini condotte dalla polizia stradale. Coinvolti anche un autista di Vigonovo che procacciava i furbetti e la mente dell'organizzazione, un sessantenne di Mira, titolare di una catena di scuole guida del veneziano, con una novità. Sono aumentato il numero degli indagati perché sono state circa una decina ancora le persone che sono rimaste coinvolte nell'attività ed è stata coinvolta anche un'autoscuola in provincia di Treviso. L'autoscuola in questione è di Castelfranco Veneto. Il titolare, un cinquantenne di Riese Pio X, è risultato complice degli ideatori. Nell'organizzazione ognuno aveva il suo ruolo. C'era chi forniva il materiale tecnologico per taroccare l'esame della patente, chi procacciava i clienti e c'era chi lo faceva proprio in provincia di Treviso, proprio nei confronti dell'autoscuola che abbiamo individuato, e chi poi si occupava della vera e propria risposta alle domande per interposta persona, diciamo, captando le immagini e gli audio di chi sosteneva l'esame che non era assolutamente in grado di farlo. Ognuno dei candidati stranieri agli esami di guida pagava tra i 2 e i 3.000 euro alle autoscuole. L'associazione ha operato centinaia di esami falsificati e quindi insomma il calcolo è facile da fare, sono parecchie centinaia di migliaia di euro. Nelle prime settimane di quest'anno è stata individuata una decina di altri esami truccati con le stesse modalità. Le indagini della stradale di Treviso continuano.